Ok, ci siamo, nuova avventura, levatazza stamattina, 5:30 circa, 5:40, sono adesso. Beh, siamo arrivati, ci troviamo in Val Venezia, Pale di San Martino vicino a noi, il Miguel, ora si parte per il trekking. Nevica, c'è un po' di neve, ma abbiamo un nuovo scarpone con noi. Dai. Stiamo salendo alla Malga Venezia, Baita Segantini, giriamo attorno al Monte Castellazzo, vediamo quanta neve c'è su. Nevica, non è esageratamente freddo, ma nevica. Davanti a noi le pale che non riusciamo a vedere, classico, niente di nuovo. Malga Venezia, andiamo avanti, vediamo fin dove si arriva. In fondo, si arriva in fondo. Ok, si vede la Malga Venezia, sempre le pale molto offuscate, la valle, la neve. Spettacolo, spettacolo, si prosegue. Vai. Ho messo l'antivento, e qui nevica, anche il Miguello. Ormai in momenti un po' di salita dovremmo essere anche alla Baita Segantini tra poco. Iniziamo ad avventurare nel nulla, qua non si vede più niente, non si distingue neve da cielo. Questa è la visibilità massima, non si vede niente. Ed eccoci, Baita Segantini, in un paesaggio pienamente invernale, non da temperature, però ora ci fermiamo qua a mangiare perché ho fame. Bene, ci troviamo a Baita Segantini con vista pressoché nulla, anzi nulla, a 2200 metri. 2180, fratello. Scusami signore, ci siamo fermati qui in quest'angolina a prepararci un buon riso caldo. Temperatura, allora qualcuno glielo deve dire, qualcuno. Smettila. Sono meno 2 gradi e mi fumo una pereo. Pensa come sei messo. Devo scaldarmi dentro. Sì, La combustione viene dentro. Sì. E niente, dai, dopo si ritorna in Val Venezia, mi sa che non riusciamo a girare attorno al Castellazzo perché... riusciamo anche, però non ne No, vediamo. riuscire riusciamo, ma Non ne vediamo il senso. non ne vale troppo la pena. Si riscende, si abbandona la baita. Comunque dai, ci ha regalato un po' di vista, un pranzo caldo. Bello caldo. Di nuovo la Malga Veneziata, siamo scesi, sulla vista è quello che era, non aveva senso fare il giro. Eravamo lì fino a lì, 10 minuti fa. Siamo tornati alla macchina, nevica, mai smesso di nevicare da stamattina, ma bellissimo. Il 18 di fianco a noi.
Oh, aperitivino, speck, ci siamo fermati a Moena, un po' di speck, un po' di puzzone di Moena, portiamo la salsiccina perché lei viene sempre da casa con noi. Questa è la situazione, direi non affatto male. Si intravede il miguello nel buio, il miguello del buio, qua ormai è buio, quasi. Tra un po' cucineremo, questo è il nostro tavolino che si vede ancora un po'. E niente, speriamo di non aver troppo freddo, dai. The next day. Miguello. Che puttana. Ok. Buon dì. Buon dì. Beh, questo è un bel buongiorno. Se posso permettermi. Colazioncina col caffè Della Peppina. la vista è sempre quella di prima, sempre magnifica. Adesso quando finiamo la colazione iniziamo a muoverci. Quello ci siamo. Ci siamo, si vedono in lontananza. Oggi è quello duro. Oggi è quello duro, si arriva al lago È quello d'Antemoia. duro e quello lungo. Si prova. Sono 20 km, 21 km. La vedi questa macchina? È la mia tua. Inizia ufficialmente il sentiero per la salita. Ok, non so quanti chilometri abbiamo fatto, non tanti, in un'oretta, ma siamo saliti 400 e qualcosa metri, quindi il dislivello già c'è, ce ne mancano altri 700. Da davanti a noi penso sia comunque Antermoia quella zona, non lo so, mi trovo un attimo disorientato. Adesso scendiamo in Val d'Uron. Ah, che acqua! Che acqua! Non ho niente da dire, che acqua! Godiamocelo fino in fondo. Noi arriveremo là, ai piedi in quel vallone. Siamo arrivati in Val d'Uron. Spettacolo. Adesso facciamo volare un po' il signorino. Salita davvero tosta. Ci troviamo qui. Wow. A 1950. Pianeggia dove? Salita assurda. Siamo a 2100.
Questo è lo spot di dove mangiamo, un po' di puzzone, tac. Già ce n'è abbastanza, un altro po', non fa mai male. Si amalgama. Noi dobbiamo proseguire là, probabilmente non si vede niente con sta neve, fa riflesso, ma dobbiamo andare là. Sta vista, pranzo 5 stelle, ormai abbiamo fatto l'abbonamento alle 5 stelle, Miki. Pranzo finito, bisogna riscaldarsi, bisogna tornare in marcia perché è freddo. Andiamo. Wow, C'ho qui c'è. wow, Guarda qua. mamma mia, ti giuro, uno dei paesaggi più belli di tutta la mia vita. È stupendo. È stupendo. Tornadone di neve. Wow. Allora, vediamo qua. Dovrebbe esserci il bivio. Vediamo cosa fare. Questo cartello dice quanta neve c'è. No. Wow. 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 Stupendo. Davvero. Ciao, bellissima. Siamo in salita al lago. Sembra che ci stiamo provando. Sembra che ci stiamo provando. Wow. Sono rimasto da solo a fare questa avanzata. Devo dire, non so se ci arrivo. Ci sarebbe quel canalone da fare. Mi sembra un po' pericoloso. Non lo so. Io non lo so. È dura. Non so di arrivare in cima. C'è ancora più di 1,5 km. E veramente le gambe in fiamme. Arrivato in questa terrazzetta, sono costretto a scendere e riscendiamo lungo la vallatona. Mamma mia che passeggiata clamorosa. Wow, sono contento, per quanto amareggiato sono contento. Bene, si torna giù, amarezza, però dai, comunque contenti. Siamo in discesa verso Fontanazzo e poi Campitello e ci dirigeremo verso Canazei successivamente. Miriade di alberi caduti o segati, no, questi sono caduti. Il Miguel dice che c'è un punto panoramico qua, secondo lui. Andiamo a vedere. Sì, non si vede niente. Ci conviene andare giù dritto per dritto. Tanto la pendenza è uguale. Oddio, non penso. Siamo in discesa, riusciamo a vedere Fontanazzo e Campitello. Si vede anche dove abbiamo lasciato la macchina, dove c'era l'impianto che porta al catinaccio. Ci siamo ricongiunti alla ghiaiata. Siamo ormai a valle. Oh, un po' di salita finalmente. Io dovevo stare buono, questa non l'avevo neanche vista. Non è finito, il calvario non è finito. Pecorelle, siamo arrivati in valle. Ciao belle. Guarda come ci guardano. E ci siamo tornati. Quello in mezzo, si vede. Quella è la casa. In direzione quella là. Sono le 6:10.
Giusto giusto. Io non mi cambio. Mo neanch'io. Giusto giusto. Ah, quasi 8 ore. Un po' meno. 7 e mezza. 7:20, 7 e mezza. Faticone ragazzi. Siamo qua dove dormiremmo questa notte. 1750 metri. Abbiamo osato, volevamo usare. E abbiamo usato. Muoversi, muoversi. Non ti fermare. Siamo qui accampati di fianco al mezzo. Ragazzi, è freddo qui, eh. È freddo, freddo, è freddo. Deve sobbollire un po' d'acqua, sono le 9:30, 9:40. Vediamo. Ogni tanto fa finta di piovere. Stasera ci trattiamo anche molto bene. Sucker. Quindi fai anche te. Stasera a letto. C'è il cuscino, mi sono dimenticato. Anche il di quello è pronto. Sporata. Ah, stessa colazione anche stamattina. Fette biscottate, marmellatina, gocciole, caffettino. Questo scenario stupendo. Oggi c'è un po' chiuso adesso, ma noi attraverseremo questo passo e andremo in direzione Val Gardena, Passo Seceda o no? Dopo quello a Capanna Citerna, a Bivacco Citerna, abbiamo anche un altro. Tac! Nella zona Quindi siamo Patec. abbiamo messo il puntino. Oggi si arriva al Seceda. Oh no. Oggi ce la si fa, dai. Strane tecniche, dove trovarle? Ciao! Ciao! Siamo belli in forma. Te stai bene qua? Mau mau! Barata, sta a Dio. Vista ottima. Ottima. Ho trovato uno spottino per mangiare. Clamoroso. Tac, tavolo. Riso. Adesso facciamo volare lui. Lasciamo la baitina alle spalle, arriviamo là in cima. Dai. Veramente sta salita è micidiale. Ci siamo! 2440. Seceda. Wow. Andiamo dal punto panoramico, dai. Bello, 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 bello. Quella è la meta finale.
là dove si trova l'arrivo di quella seggiovia. Siamo in cima, Ceceda, 2005, passa a metri, 2005, non lo so. Che bello! Davanti a noi Ceceda, Odle. Qua troviamo il bellissimo gruppo del Sella, con alle spalle la Marmolada. Quello è il passo Sella. Infatti per questo bisognerebbe fare il pop. Che sbarata! Siamo ritornati alla macchina, al campo base. E niente, finisce qui l'avventura. Cosa ne pensi, Miguello? Se faceva sorridere un pochino più il tempo come sta facendo Come sta facendo quando andiamo via? Esatto, ma per il resto direi che non abbiamo patito freddo, non abbiamo patito fame. Siamo stati... Bene, quindi finisci qua, adesso si torna verso Faenza, a malincuore e niente, basta.